Io ringrazio il Premio Comune d'Oro, l'organizzazione per l'invito, ringrazio le autorità presenti, i sindaci, i produttori e le associazioni di categoria e soprattutto i cittadini che sono qui presenti questa sera. Io vi porto il saluto dell'ente parco regionale dei Colli Euganei che ho l'onore di rappresentare questa sera. Si parlava di territorio, qui siamo in uno dei borghi più belli d'Italia, il borgo di Torreglia, anzi il comune di Torreglia, e uno dei 15 comuni del parco. Il parco, che è un immenso patrimonio di bellezze naturalistiche, paesaggistiche, un immenso patrimonio naturalistico, un immenso patrimonio storico, artistico, culturale. Abbiamo il più grande stabilimento termale d'Europa e è nota anche la nostra grandissima capacità ricettiva. Ma il parco è un territorio che grazie all'esposizione, grazie ai vari pendii, è coltivato per l'80%. E uno dei prodotti di punta del nostro territorio è certamente l'olio. L'olio che qui nei Colli Euganei, alcuni dicono addirittura dal Pliocene, molti diciamo così probabilmente insomma, è stato prodotto nell'epoca preromana e rappresenta proprio un'eccellenza, un prodotto fortemente legato al nostro territorio e fortemente legato alla nostra tradizione. Un prodotto che l'ente parco ha l'onore e l'onere di valorizzare e di promuovere, e ciò ha fatto anche con l'introduzione e l'incentivazione di nuove varietà. Un prodotto che è un DOP e che è appunto un'eccellenza del territorio. Un territorio, abbiamo detto, anche molto delicato, fragile, chiamato protetto, un territorio che ha delle immense potenzialità che stiamo cercando di sviluppare e questo lo stiamo facendo anche giungendo al termine di quello che è un grandissimo progetto, che è la procedura di riconoscimento come riserva della biosfera che sta per essere discussa a Parigi. Questo ci permetterà di proiettarci in una rete mondiale dove il nostro olio diventerà proprio un patrimonio non solo dell'Italia ma anche di tutto il mondo. Grazie.